a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata dei tutorial dei soldi spicci. Sigla! Oggi vi insegnerò come addestrare il vostro fidanzato nel caso in cui stesse per partire per l'Erasmus. Amore mio, senti, lo so, starò via per 6 mesi, però stai tranquilla, guarda che io non farò niente con nessuna, fidati di me. Amore, col cazzo che mi fido di te. Per i fidanzati la parola Erasmus equivale a discoteca tutte le sere. Discoteca tutte le sere! Ubriacarsi in tutte le ore del giorno e della notte. Ubriachi in tutte le ore del giorno e della notte, sì! Ma soprattutto tradire pensando di farla franca. E mi faccio pure a Franca! Franca! Lo so, andare in Spagna e farsi una che si chiama Franca è proprio da sfigati. Come minimo mi dovrei fare una che si chiama Esmeralda o Francisca. Vero Woody? Lo so, dammi un botte 5, olè! E lavati il suo cappello. Ed è qui che inizia il nostro tutorial. 10 giorni prima della partenza dovrete attuare la tecnica del addestramento violento antitradimento. Cominciamo con l'inno mattutino! Tu mi ami veramente? Con il corpo e con la mente! E se ti chiamo e tu riagganci? Il pisello tu mi tranci! Bravo soldato! Simulazione di giornata, ore 11! Ore 11, apro Skype, accendo col mio account e ti chiamo! Ore 12! Mi faccio una foto ovunque mi trovo e te la mando su WhatsApp! Ore 13! Ti chiamo e stiamo a parlare per mezz'ora! Sbagliato! Tu devi farmi parlare con tutti quelli che sono attorno a te per assicurarmi dell'assenza di esseri femminili! Ricominciamo! Tu mi ami veramente? Con il corpo e con la mente! Bene soldato! E adesso lo step finale! Dammi la password di Facebook! No, Facebook no! Niente ma! Dammi la password! Ciribiri coccole! 91. Da questo momento il tuo profilo sarà costantemente sorvegliato! Commenti, richieste di amicizia, tag e mi piace! Hai capito, pezzo di merda? Capitissimo! Ah, e un'ultima cosa! Cosa? Divertiti, amore mio. Goditi l'Erasmus. Non mancherò! Da questo momento avrete la piena certezza che lui non vi tradirà. E voi passerete 6 mesi da single. Single e senza corna.